Jesolo, Eraclea, Cavallino e Caorle si gioca a pallavolo sotto la denominazione Union Volley, un'unione vera e propria fra comuni del litorale veneziano, nata da una decina d'anni. I tesserati ora sono circa 300, dai 6 ai 25-26 anni. La storia è semplice, sono 10 anni che ci siamo messi insieme con un paio di società dei locali e adesso stiamo crescendo. E partendo dal basso, molto dal basso, adesso raccogliamo i frutti. La prima squadra dell'Union Volley gioca in Serie D ed è un gruppo molto giovane. Pochissime atlete superano i di poco i 18 anni ed il loro compito diventa già quello di far crescere le under. È una Serie D, cioè noi siamo molto giovani e il nostro obiettivo era quello di, soprattutto noi over, e di educare le più piccoline. Ecco allora un esempio di under 16 in prima squadra. Nonostante l'età, però, queste atlete hanno già raggiunto risultati importanti a livello giovanile. Quest'anno con la under 16 abbiamo intanto l'obiettivo di arrivare in finale provinciale, dopo si vede. E l'anno scorso siamo arrivate seconde ai provinciali e abbiamo vinto, siamo collegati abbastanza bene sull'Under 13, tipo ai regionali. La Serie D dell'Union Volley è composta tutta da atlete del vivaio societario, come ci conferma il presidente. È il frutto del nostro lavoro giovanile, praticamente è un Under 16-18 e un Under 16-18 messa insieme. E siamo terzi in classifica, per cui ci eravamo dati come obiettivo di non arrivare ultimi, insomma da ultimi a essere terzi mi pare che sia un buon risultato. Svolgere attività nella pallavolo proprio nel litorale comporta dei privilegi, ma anche più di qualche problema logistico, dato dal fatto che a maggio, per quasi tutti, inizia il lavoro con la stagione estiva. Pregi è che non essendo una grossa città comunque c'è molta partecipazione da parte delle ragazze anche durante l'inverno, non ci sono molti svaghi, per cui la pallavolo è un ottimo svago, è un'ottima possibilità di fare delle cose. Le difficoltà per esempio è che d'estate qui le ragazze, finiti i campionati tradizionali, sopra i 16 anni iniziano tutte a lavorare, quindi in pratica smettono di allenarsi per il periodo estivo, che sarebbe molto importante. E da terzi in classifica un pensierino alla promozione in C si potrebbe anche farlo. Si potrebbe scappare una Serie C, ma sempre con le nostre ragazze. Se lo meritano l'avranno, se non se lo meritano non andiamo in cerca di altre cose o altri giocatori troppo lontani. Abbiamo già fatto questa esperienza e è stato bello per un po', poi aspettiamo che i nostri crescano. L'Union Volley, per tutto il girone d'andata, in assenza di uno sponsor di denominazione, ha deciso di abbinare il proprio nome all'Unicef. Abbiamo deciso di promulgare un'iniziativa sociale. E il nome, molti lo sanno, è Unicef, è in aiuto ai bambini, e proprio è stata quest'anno un'occasione con il terremoto di dare un supporto, un aiuto ancora più forte. Siamo stati onorati, però adesso finisce questa collaborazione e speriamo che qualcuno ci dia una mano a tirare avanti. L'Union Volley porta a spasso per la regione il nome di Jesolo durante tutto l'inverno, ma il rapporto della città balneare con la pallavolo è ben più ampio. Nell'immediato, per l'estate prossima, sappiamo già che ospiteremo il trofeo delle province, sappiamo che avremo probabilmente le finali nazionali dopo un anno di assenza di beach volley e senz'altro le finali nazionali under 21 di beach volley.